Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi destinazione Wild Northwest Coast. Visiteremo infatti Cala Rossa e Cala Tinneri, posti ai piedi del Monte Tinneri. Guardate che incanto! Andiamo ragazzi! Attraversiamo Trinità d'Abruzzo, comune di circa 2500 abitanti, che comprende anche il borgo dell'Isola Rossa e di Costa Paradiso. Noi siamo diretti tra queste calette che sono comprese fra queste due località. Lì la chiesetta della Trinità. Direzione Isola Rossa, portiamo a destra. Qui ancora la strada in fase di sistemazione. Procediamo in direzione di Santa Teresa. Eccoci qua, arrivati alla svolta per l'hotel Il Geranio. Da qui questo sentiero serrato ci condurrà alla nostra destinazione. Possiamo percorrerlo. Per Cala Rossa, guardate che meraviglia. E quella là dovrebbe essere Punta Licanneti. Siamo quindi arrivati a Cala Rossa, mi trovo nella sua pineta. Vediamo, lasciamo qui la moto e facciamo questo piccolo tratto a piedi. Dovremmo essere arrivati. Vedete che alle spalle della spiaggia una bellissima pineta con amaca e dovrebbe esserci un chiosco bar che ovviamente ad oggi non è in funzione perché siamo al 23 di novembre. Facciamo questo piccolo tratto. Guardate che bella la scogliera rossa, dalle sfumature rosse. Facciamo questi gradoni, percorso segnato in legno, e scopriamo insieme questa spiaggia di nome Cala Rossa. Eccola qua, guardate che carina. Gli ultimi passi. È piccolina, infatti è un arco di circa 200 metri di spiaggia con dai fondali un po' sassosi, però è molto riparata dai venti perché è incastonata appunto fra questa scogliera dirupata di colore rosso. Guardate la trasparenza delle acque. Bella. È molto raro che sia mossa dalle onde e appunto una spiaggia molto riparata dai venti. Ora lasciamo Cala Rossa e ci dirigiamo verso Cala Tinneri. Sarà un'altra cala più difficile da raggiungere. Ad avanzare da questo sentiero
percorso si fa veramente accidentato e preferisco proseguire a piedi, anche perché guardate che meraviglia, mi posso godere appieno questo spettacolare panorama. Guardate che meraviglia, laggiù vedo la spiaggia di Licossi, l'isolò, il borgo di Costa Paradiso. Qui, nonostante ci sia un po' di foschia, si intravede anche la Corsica. Più tardi proveremo a salire anche sul Monte Tinare, la visuale sarà anche migliore. Ora proseguiamo il percorso a piedi per arrivare alla bellissima Cala Tinnari, una spiaggetta, una cala che per molti anni è stata la cartolina di presentazione della costa nord-occidentale sarda. Guardate che meraviglia questo specchio d'acqua che appare lungo il sentiero sassoso tra la macchia mediterranea e la distesa di scogli rossi illuminati dal sole di mezzogiorno. Ora vi svelo Cala Tinnari, siete pronti? Eccola qua, guardate che meraviglia, una spiaggia incantevole divisa in due da un lembo di scogli dalle sfumature rossastre. Ora proseguiamo il nostro percorso e andiamo proprio a scoprire il suo arenile. Eccomi finalmente arrivato, la via d'accesso come vedete non è molto agevole, tanto la sconsiglio alle famiglie munite di passeggino, ombrellone o quant'altro, però siamo arrivati. Guardate, c'è un arenile di ciottoli che danno sul grigio, sul rosa e bianco con venature rosse, che vengono trascinate dal rio che ha la sua foce qua, chiamato Rio Pirastro. Anche il fondale delle sue acque è sassoso, fatto cioè di ciottoli. Guardate che bellezza. Vediamo la sua trasparenza delle acque che danno sul, forse le foto non rendono, ma danno sul celeste e sul verde smeraldo. Andiamo a vedere la foce del Rio Pirastro, che come abbiamo detto è responsabile di tutti questi ciottoli sull'arenile di questa spiaggia. Eccolo qua, è lui che quando arriva infuriato dalla sovrastante montagna chiamata Monte Tinnari porta qui in spiaggia tutta questi ciottoli di sassi. Guardate che bello, sembriamo su un'isola selvaggia. Seduto su questa distesa di ciottoli levigati dalle onde del mare di questa cala paradisiaca, selvaggia quanto basta per farmi sentire distante da qualsiasi civiltà, rimango disarmato dalla bellezza delle sue acque, che mi sussurrano la quiete dell'azzurro e l'armonia del verde smeraldo. Ora risaliamo in sella e ci dirigiamo verso il Monte Tinnari per cercare di raggiungere la sua vetta, ai piedi del quale si trova anche un hotel abbandonato, l'Hermitage. Ora facciamo un po' di urbex e andiamo a scoprire questo ex hotel Hermitage, costruito negli anni 60 in cui si sono svolte anche vicende di vita mondana con personaggi celebri
del calibro di Monica Vitti e di Michelangelo Antonioni. Ricordiamoci, come quando si affrontano questi luoghi abbandonati, di non prendere altro che foto e non lasciare altro che le proprie impronte. Questo è proprio l'ingresso, vediamo un po' in che stato si trova. Ecco qua, e vi è crollato già il terrazzino. Vediamo in che stato è tutto abbandonato. La balia della solitudine. Non mi crolli niente in testa, tutto pericolante. Guardate che disastro. Andiamo a fare il giro. C'è un vecchio postoncino, qua gli spettri regnano sovrani. C'è questo scantinato, una scaletta che conduce al piano superiore. Guardate che carina, è veramente carino. Qui ci troviamo proprio di fronte all'hotel e mi viene da pensare chissà quante storie d'amore, di spensieratezza e di divertimento si sono consumate fra queste mura che invece oggi parlano di solitudine, di ricordi che pian piano vengono inghiottiti dalla natura, che va rivendicandone la sua proprietà. Ora procediamo verso questa vedetta bellica, eccola qua, per cui dovremo dominare l'intera costa. Facciamo questi gradoni, che qua l'incuria regna sovrana. Eccoci quindi giunti alla vedetta, facciamo la nostra panoramica a 360 gradi e vediamo fin dove si spinge lo sguardo. Qui vediamo la spiaggia di Badesi, c'è un po' il sole di fronte, non riusciamo a vederla bene, la torre dell'Isola Rossa. Qui abbiamo le coste rocciose nord-occidentali con una bella vista sul mare, e da questa parte lo sguardo si spinge sulla costa Paradiso. Vediamo la costa che si inoltra fino a Santa Teresa, e visto che la foschia un po' si è ridotta, vediamo anche le falesie della Corsica. E in questo bellissimo panorama concludo questa nuova motoavventura, invitandovi a lasciare un like se il video vi ha emozionati, iscrivervi al canale e seguirmi nella prossima destinazione. Ciao ragazzi!